faccia spettacolo? Tut lei. Può lo spettacolo diventare lo spettacolo stesso? E se voi poteste interrompere lo show in qualsiasi momento? Volevano piazza all'etro. Allora se qualcosa non riesce a pigliare questo signore qua. Tra 5 minuti se vi alzate non ci siamo. No, ma noi rimaniamo. E se lo spettacolo è uno ma ogni sera fosse diverso? Stasera partiremo dal tempo comico. Questa sera noi affronteremo il Novecento. E se si passasse nella stessa serata dal teatro leggero a quello pesante? Se mi venisse alle spalle e mi mettesse le mani sugli occhi per indovinare chi è, lo riconoscerei subito. Ma sai Don Giannarino come state la stritta a quadriglie? Munnezzo! Allarme divertito! Niente di meno quando stiamo rimanendo in devassare del cavaliere, teneme il porta aperta! Chiudete la porta! Ho fatto chiudere l'uscio. Tu stesso, amico mio, diventeresti vecchio come lo sono io se tu potessi rinculare come i gamberi. Mamma mia, 2 palle Shakespeare, no? E uno, no, la signora ha avuto una brutta reazione. Amleto è un esistenzialista. Amleto in realtà, se viene studiato bene, è un testo meraviglioso. E se voi seduti in poltrona faceste parte della drammaturgia? Hanno visto Don Gennarino! Hanno visto Don Gennarino! Posso fare una variazione su te? Io vi dico le battute. Io ci portato mio marito! Vabbè, signor, non ridere. Signora, diteglielo. Ma io piaccio anche. Nonostante tutto. E se fosse più importante il sentire che il sentimento? E se l'arte dovesse restituire vita e non evasione? Delle indicazioni. No, nel senso che io vorrei vedere. Poi non abbiamo più avuto modo di sentire. Entrare come una mano in un guanto. L'arte è restituzione? E se voi ci mandaste le vostre drammaturgie e le costruissimo insieme direttamente in scena con il pubblico? Possono attori professionisti, attori filodrammatici, attori amatoriali, gli umani, teatrali dividere lo stesso spazio scenico? Gelosia furibonda, che non auguro neanche al mio più grande nemico. Ma com'è possibile? Tutta sta gelosia per me? Pepita, io 53 anni, tu 57. O ragioniere se metteva a perdere tempo con me. E se la stessa scena fosse recitata da attori diversi e in modi diversi? Sì, domani. Allora? Come va? Insomma. Andiamo domani a Torcello, no? Non vedo l'ora. Sì, me ne ha parlato ieri a colazione. Quindi tutti potreste avere queste battute e tutti potreste dirvi allora come va, l'aria di star bene, Torcello, e diventa come una specie di vortice di nausea che ci inonda. Perché io penso che questo volesse dirci l'autore. Che facciamo? Aspettiamo. Che cosa? Godot. E chi è sto Godot? Il mondo virtuale può essere un ponte? Tutti in giro, alto e basso. E se voi ci diceste che vi state annoiando? Molto interessante quello che dite. Mi farebbe piacere avere degli esempi, visto che ci sono degli attori, perché mi sto un po' annoiando. Ad esempio, il parallelo, quando discutevate sul che cosa, come era diverso Pinter da... Io ad esempio condivido perfettamente quello che diceva il regista. E il fatto che voi me l'abbiate fatto notare, questo è un fatto positivo, che io me ne vado dicendo così, però effettivamente c'è questo che vi ha dato. E se l'errore facesse parte del testo? Chi sarebbe l'uomo più? Chi sarebbe? No, non lo devi giudicare il personaggio. L'autore lo scrive per fare decidere al pubblico quello che è. E se tu, che vuoi fare l'attore, imparassi solo la memoria di un personaggio e venissi direttamente in scena a recitare con la nostra compagnia sharing? E se si tornasse ad imparare a fare il mestiere direttamente facendo il mestiere? E se oggi fare un'opera diventasse di per sé l'opera? E se più registi contemporaneamente dessero la loro visione dello stesso testo? Signori, Andrea Renzi. Adesso capisco meglio il gioco, ecco, per non dire appunto il trappolone. E se foste voi a dirci cosa voler vedere? E se così si potesse costruire insieme un nuovo modo possibile di fare e usare il teatro? Perché
Come direbbe il nostro pallido prince danese, il nostro regno sempre più pazzo fu dato impegno delle teste di mela. Potevo anche far rima. Amico, non mi toglieresti nulla da cui non mi distacchi più volentieri. Tranne la vita! Tranne la vita! Tranne la vita! Questi vecchi buffoni. Me la dimentico sempre. Vorrei che ammutolissero i potenti e la strada pulissero con la lingua davanti il più straccione dei pezzenti.